La rabbia dei residenti è scoppiata dopo la convocazione dell'ANAS. I lavori per il traforo di Sant'Augusta potrebbero iniziare già a fine anno, ma solo questa mattina i proprietari dei terreni sono venuti a sapere quale sarà il nuovo percorso della strada. E quando i tecnici dell'ANAS hanno illustrato il piano degli espropri è esplosa la protesta. No, io non ho capito perché nessuno del comune mi ha informato che lì doveva passare la strada. Non solo, ma addirittura ha detto chiami sul tavolo, faccia venire qui. Faccia venire qui sto tavolo. Mi passa vicino al giardino che mi ritrovo con tutto, parte il giardino e tutta la terra espropriata. Il geometra mi ha confermato che la galleria passerà esattamente sotto la casa e la volta della galleria è a 2 metri di profondità, quindi la casa necessariamente deve essere abbattuta. I lavori di realizzazione di questo annesso rustico erano iniziati nel 2006, dopo l'ok dell'amministrazione, ma sono stati bloccati nel 2008 perché l'ANAS dovrà abbatterlo per costruire la strada. Nessuno ci ha mai informati, né quando abbiamo presentato la richiesta di ristrutturazione, né durante l'iter, prima della concessione, né quando ci hanno dato la concessione, nessuno ci ha informati che lì sarebbe passata la strada. La galleria naturale passerà a fianco di queste 2 case qui. Poi il progetto prevede un percorso in trincea nella zona di Sant'Andrea. Come posso io trovarmi con una strada che mi passa a 3 metri da quella casa là? E anche questa casa è stata costruita dopo il parere favorevole dell'amministrazione solo 6 anni fa. Ora il valore dell'abitazione scenderà notevolmente. Se io sapevo che mi passava a 50 metri di distanza, sicuramente non avrei fatto una casa là.